Il più cordiale saluto a tutti voi, amici appassionati di musica classica, per questo appuntamento sulle frequenze di Radio Veneto 1, nel nostro canale video, quello di www.veneto1.it, nel nostro social e nel più importante network per la cultura dell'Alta Italia, Caffè TV 24, sì, il più importante perché da inizio anno e soprattutto da inizio pandemia siamo stati in vostra compagnia, abbiamo cercato di darvi il nostro contributo, il nostro ristoro, come si usa dire oggi, con la musica classica, un'oretta e mezza per i 3 mesi dell'ex durissimo lockdown di buona musica, la domenica, il martedì, il giovedì, ed oggi si continua con un'oretta e mezza di buona musica classica con l'iniziativa Il Teatro in Casa Vostra. Tutte le nostre produzioni, grazie alla disponibilità della famiglia Righetto, editrice di Caffè TV 24, è portata ad un bacino potenziale di circa 20 milioni di telespettatori, ovviamente potenziale. Però Caffè TV 24 arriva in Veneto, in Friuli, in Lombardia, in Piemonte, in tutta l'Alta Italia, Marche comprese. Quindi i numeri si sta poco a concretizzarli. Il nostro invito a teatro direttamente in casa vostra di questa puntata verte su uno strepitoso concerto tenutosi al Teatro delle Voci di Treviso l'8 dicembre 2016, festività dell'Immacolata. Protagonista uno dei primi violoncellisti d'Italia, il maestro Giuseppe Barutti. Pensate che i suoi colleghi lo considerano il più grande. Tra poco lasceremo a voi tutti, ogni valutazione in merito. Il maestro Barutti ci proporrà le prime 2 suite per violoncello di Johann Sebastian Bach, appunto la numero 1 in sol maggiore e la numero 2 in re minore. Forse le 2 suite più belle delle 6 composte dal divino perché eccelso, ma anche perché era vicinissimo a Dio, cioè Johann Sebastian Bach. Universalmente considerate queste suite opera suprema. Saprete certamente che, come per i 180 anni circa subiti dal nostro grande Antonio Vivaldi, anche Johann Sebastian Bach ebbe un centinaio d'anni di oblio, periodo in cui era sostanzialmente stato dimenticato, scomparso. Solo per cercare, per così dire, di dare epoca certa, la sua riscoperta ebbe tra i protagonisti il grande Robert Schumann, iniziatore e tra i più grandi compositori del periodo romantico. Sul piano delle esecuzioni, certo merita menzione Pablo Casals, grande violoncellista, compositore e direttore d'orchestra del secolo scorso, che scoprì le suite di Bach a soli 13 anni, ma le eseguì in pubblico per la prima volta solo all'età di 48. E anche l'interprete di questa nostra proposta, il maestro Giuseppe Barutti, ha voluto dare una sua lettura. Dentro alla luce si cela una profonda oscurità e dentro all'oscurità si rivela un'abbagliante luce, perché quando un pezzo è in maggiore dal suo punto più profondo, sarà in minore e viceversa. Ecco il mio desiderio di collegare la suite in sol maggiore con quella in re minore attraverso un personale ponte modulante tra i 2 mondi, quello di sopra e quello di sotto. Perfetta sintesi in chiave odierna, mai così attuale,
ad un capolavoro assoluto di Johann Sebastian Bach per una esecuzione a dir poco affabulante che varrà davvero la pena di ascoltare. Buon ascolto.
Ovviamente dopo Bach si può suonare soltanto Bach. Quindi vi eseguirò una sarabanda della quinta suite di Bach, che all'epoca è stata scritta in modo modernissimo, scordando il La a Sol naturale.
Un capolavoro, le suite numero 1 e numero 2 di Bach, ma anche un capolavoro di esecuzione. Appunto, dentro alla luce si cela una profonda oscurità e dentro all'oscurità si rivela una abbagliante luce. Quello che sempre vi abbiamo detto, manteniamo accesa per la cultura la sua luce. Spero vi siate divertiti. Vi raccomando, in prossimità delle feste di Natale, di evitare per quanto vi è possibile di acquistare dai grandi gruppi. Andiamo nei negozi dei nostri commercianti. Mai come oggi dobbiamo darci una mano. Cerchiamo per quanto possibile di andare nei nostri ristoranti, cerchiamo di scegliere nostri prodotti. Ce la faremo. Grazie e alla prossima.